Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali in primo piano con le notizie che arrivano dagli esteri, soprattutto con tutto ciò che sta succedendo fra Stati Uniti e Iran, con l'attacco che è arrivato da parte degli Stati Uniti attorno alle 23:15, orario ovviamente italiano, e con attacchi che continuano e con chiaramente le risposte da parte dell'Iran. Fronte aperto anche quello della Europa orientale con i missili ucraini sulla Russia, e poi le situazioni da casa nostra, soprattutto con l'intervento di Giorgia Meloni a Confcommercio. Poi si parla molto nelle prime pagine anche della visita del Papa in Spagna e dell'inizio dei mondiali di calcio questa sera, purtroppo come sapete tutti senza l'Italia. Andiamo sul Corriere della Sera per il primo titolo che è l'apertura appunto del quotidiano milanese. Trump, nuovo attacco all'Iran, colpita dagli Stati Uniti anche una petroliera in Oman, dispersi 3 marinai indiani. Un supermissile intanto sulla Russia per quanto riguarda l'Ucraina. Il leader americano lancia un'ordata di raid su vasta scala, il regime dice risponderemo, chiaramente tutto è in divenire in queste ore. A Barcellona l'intervento del Papa, la messa per i 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia. Non si può credere in Gesù e fare la guerra, un messaggio nemmeno tanto in codice a tutto quello che sta succedendo in questo momento. E poi, come vi dicevo, l'intervento di Meloni, patrimoniale, no, sgravi al ceto medio. Questa è l'idea da parte del Presidente del Consiglio, non di colpire i ceti più ricchi, ma addirittura di agevolare quelli più, diciamo, il ceto medio. Ieri c'è stata anche una protesta da parte di Coldiretti, come avete sentito anche nei nostri telegiornali. Facciamo un po' di approfondimento attraverso le pagine interne del quotidiano, sempre del Corriere della Sera. Andiamo sulle bombe sull'Iran, perché attiva anche l'antiaerea nella zona ovest di Teheran, cioè la capitale dell'Iran. Poi colpite anche alcune basi americane da parte dell'Iran. Intanto qui si vede questa immagine con il fuoco, le bombe di Trump sull'Iran, l'attacco ai porti e alle città. Intanto, a proposito di conflitti, si riaccende anche quello fra Pakistan e Afghanistan, con il Pakistan che bombarda la regione afghana, per cui anche lì situazione difficile, complicata, come sappiamo, anche quella fra Israele e Libano, con Hezbollah che dice finché l'IDF, cioè i militari israeliani, non si ritirano dal Libano, sarà impossibile parlare di tregua fra Iran e Stati Uniti, per cui tutto che diciamo è anche collegato in questo senso. Andando invece alle notizie di casa nostra, anche in questo caso un piccolo approfondimento, sempre tramite le pagine del Corriere della Sera. No alla patrimoniale, sostegno al ceto medio, taglieremo ancora le tasse. Questo è il tema di Meloni, che come vedrete dalle pagine dei quotidiani ha comunque suscitato delle polemiche. Sembra quasi un po' da parte di alcuni quotidiani tutto visto come nuova propaganda elettorale, visto che ci si avvicina appunto alle elezioni. L'intervento a Confcommercio: l'Italia non è la Repubblica delle banane, questo ha detto Meloni. Ma andiamo a vedere le prime pagine, perché come vi dicevo la maggioranza dei quotidiani va ad aprire con la notizia della guerra che ha ripreso vigore purtroppo fra Stati Uniti e Iran. Repubblica fino a ieri al tarda sera aveva un'apertura legata alla situazione della riforma sui medici di famiglia, che non è andata in porto. Ha cambiato questo titolo, lo vediamo proprio dalle immagini di Repubblica attraverso la nostra regia. Gli Stati Uniti che lanciano un nuovo attacco all'Iran,
L'accordo era vicino, ma Teheran ci tratta come stupidi, esplosioni anche nelle zone vicino a Hormuz dagli Ayatollah, no alla mediazione del Qatar. Ci sono poi le immagini del campionato del mondo, il campionato del mondo che parte stasera con la partita fra Messico e Sudafrica, il mondiale delle contraddizioni. D'altro canto una contraddizione abbastanza evidente, mentre gli Stati Uniti lanciano bombe nei confronti dell'Iran, in casa propria, insieme al Messico e al Canada, ospitano i mondiali di calcio, 48 squadre, in teoria i mondiali dell'inclusione, dell'integrazione, così non è. Leggeremo anche di questo sui quotidiani di oggi, sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Ma ritorniamo alla situazione Stati Uniti-Iran, perché su Domani troviamo questo titolo con le parole di Trump: colpiamo duro Teheran, ma la diplomazia resiste ai missili. Dopo la pace abbattuto, gli Stati Uniti attaccano sistemi di difesa, stazioni di controllo e radar iraniani. Le condizioni di Hezbollah in Libano. Un'intesa è possibile, vi dicevo anche questo in precedenza, solo con il ritiro dell'IDF, cioè dell'esercito israeliano, dai nostri territori, per cui questo è il tema che traspare anche dalle pagine di Domani. Si va anche su questo tema pure sul Sole 24 Ore, quotidiano economico, ma che tratta soprattutto nei titoli che vediamo sotto la testata proprio di ciò che succede negli Stati Uniti, anzi in questo caso in Iran, nel Medio Oriente, vicino a ordinare altri attacchi. In questo caso chiaramente invece gli attacchi già ci sono stati. La prima pagina del Sole 24 Ore in questo caso parla di ciò che era la situazione appunto attorno alle 10-11 della sera di ieri, accordo presi in giro. Anche in questo caso le parole di Papa Leone da Barcellona: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra uccidendo degli innocenti. Vi dicevo che non è solo il tema della guerra nelle prime pagine dei quotidiani nazionali. In tanti aprono con le parole e con le ripercussioni delle parole di Giorgia Meloni nell'assemblea di Confcommercio. Che cosa ha detto Meloni? Soprattutto viene riassunto nei titoli di tanti quotidiani, l'abbiamo visto anche poco fa sul Corriere della Sera. Qui si parla di prove di manovra, siamo sulla Nazione, il quotidiano nazionale per intenderci. Meloni: prove di manovra, meno tasse al ceto medio, la Premier da Confcommercio, no alla patrimoniale. Questi sono i due temi fondamentali, appunto, meno tasse al ceto medio e no alla patrimoniale. Però ci si torna e le si legge in vari modi, perché mentre Libero ad esempio parla di una promessa, la promessa di Giorgia, mai una patrimoniale, altri parlano di tassare le ricchezze, noi invece vogliamo crearne, giù le imposte al ceto medio. Anche Confcommercio parla di un'Italia ancora forte nonostante appunto le difficoltà di questo periodo. Però la lettura di questa notizia non è identica sui vari quotidiani. Guardate ad esempio come viene vista sul Manifesto. Si parla delle promesse di Meloni a ricchi e ceto medio, ma l'interpretazione non è identica a quella che abbiamo visto su Libero. In questo caso non è la promessa di Meloni appunto in senso positivo, ma in questo caso come viene letta. Meloni cerca sponde, ma i dati sono impietosi, salari reali a meno 8% e più diseguaglianze fiscali. Questa è la lettura della notizia da parte del Manifesto. C'è poi la notizia dei medici. Vi abbiamo detto che Repubblica avrebbe aperto con questa notizia se non ci fosse stata appunto l'escalation della guerra fra Stati Uniti e Iran. È una notizia che troviamo invece sulla prima pagina di Avvenire ed è questa: medici e eutanasia di una riforma, non si è trovata l'intesa sulla trasformazione in dipendenti di parte dei dottori. Sindacati che sono soddisfatti, mite nella maggioranza, Schillaci ritira il testo, ma avanti sulle case di comunità. La questione della sanità che resta comunque una questione viva, importante per quanto riguarda
la nostra nazione. Tanto è vero che ci ritorna anche La Verità con questo titolo: la sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, i clandestini tutto gratis. È un titolo polemico, il nuovo slogan può essere prima gli stranieri. A proposito di stranieri, un tema importante è stato quello ripreso anche da molti quotidiani nazionali, che è successo nella Gran Bretagna, soprattutto nell'Irlanda del Nord, con Belfast data alle fiamme, alcune zone ovviamente della capitale dell'Irlanda del Nord, dopo che c'è stato è successo un fatto, cioè un senegalese ha tentato di colpire brutalmente un uomo scozzese. Da lì si è scatenata una caccia all'uomo che viene ripresa su vari quotidiani, anche in questo caso con interpretazioni particolari. Ad esempio nel quotidiano Unità è l'apertura, e questo è il titolo: Belfast in rivolta, ma questa è una rivolta xenofoba, migliaia di persone furiose in piazza contro gli immigrati. L'Irlanda del Nord è stata travolta da una vera e propria ondata di rivolta che ci ricorda distinto quelle degli anni 70 e 80. Guardate le immagini, appunto, a stento si vede il cielo dell'Irlanda del Nord con la bandiera della Union Jack, la bandiera della Gran Bretagna sullo sfondo, ma la strada che prende appunto, che viene avvolta dalle fiamme. Di questo si parla anche sul manifesto, questo è il titolo: Belfast, il pogrom che non ti aspetti. Rifugiato sudanese tenta di decapitare un bianco, social scatenati, notte di attacchi e di roghi. Ci si concentra insomma più sulla reazione a quello che è successo che sul fatto in sé. Chiaramente entrambi sono degni di nota. Andiamo adesso poi al titolo principale per chiudere sui campionati del mondo. Vi dicevo delle polemiche, tante, legate alla manifestazione, tant'è vero che il manifesto apre con questo titolo: campo minato, tifosi banditi, giocatori arbitri intimiditi, ronde della polizia di frontiera. Cominciano in Messico, Stati Uniti e Canada i mondiali della segregazione. Alleato della FIFA ma in guerra con il mondo, il RAS della Casa Bianca, cioè Trump, ha trasformato quella che era una festa per le comunità migranti in un incubo. Questo sottolinea il manifesto. Della parte sportiva ne parleremo nella seconda parte della nostra rassegna stampa che partirà fra poco. Fra poco leggeremo anche i titoli dell'home page del nostro sito siciliaweb.it. Vi aspetto. Eccoci di nuovo in onda, seconda parte della nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani locali. Noi partiamo come sempre con l'home page del nostro sito siciliaweb.it, dove troviamo tutti gli aggiornamenti che avete sentito anche nel corso del nostro telegiornale con i lavori dei colleghi in redazione. Andiamo a vedere il titolo di apertura che è legato ancora alle intimidazioni nei confronti di Sicily Bycar e del suo proprietario, che non si è mai piegato al racket. Sicily Bycar ancora nel mirino della criminalità, avete sentito appunto il servizio nel nostro telegiornale: nuovo attentato nella notte, in fiamme una decina di mezzi della società. Poi ci sono queste altre notizie di spalla che troviamo sul super bonus, maxi truffa per lavori mai realizzati, ci sono 12 indagati, e poi tutte le altre notizie che trovate ovviamente sul nostro sito, compresi i servizi del nostro telegiornale maggiormente in evidenza. Andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani regionali, partendo da Giornale di Sicilia e Repubblica Palermo, che aprono proprio sull'emergenza racket. È successo nella notte quello che abbiamo letto su siciliaweb.it con il puntuale aggiornamento dei nostri colleghi, ma ieri ci sono state le richieste da parte
dei commercianti che ovviamente non lavorano nella tranquillità, e tutto questo è riportato, oltre che sui nostri servizi, ovviamente anche all'interno dei quotidiani, come per esempio il Giornale di Sicilia, che apre con questa notizia: caccia aperta ai criminali del racket, il sospetto di un nuovo gruppo che vuole imporsi con metodi violenti, e Piantedosi sarà lunedì a Palermo. Ma quali sono le richieste da parte dei commercianti? Si parla proprio su Repubblica Palermo di SOS criminalità, un appello al ministro: subito più agenti nelle strade. La richiesta di commercianti e residenti a Piantedosi in vista del vertice di lunedì. L'opposizione in Consiglio Comunale chiede un piano proprio con l'utilizzo dell'esercito, e questo il tema che traspare. Ma chiaramente si parla anche di altro, lo vediamo su Repubblica Palermo, proprio sulle pagine interne, con più agenti e presidi fissi, l'appello della città al ministro Piantedosi. Gli autori dell'ultimo raid a Tommaso Natale sono due giovanissimi, le richieste di residenti e commercianti contro appunto l'emergenza del racket, e questo è un tema che, come abbiamo visto, riguarda e viene trattato un po' da tutti i quotidiani, con soprattutto Repubblica e Giornale di Sicilia, come abbiamo visto con le aperture. Sulla Gazzetta del Sud invece il tema dominante è un tema che ritroviamo, che abbiamo sentito e abbiamo ascoltato anche nel nostro telegiornale, ma che ritroviamo anche nelle pagine dei quotidiani nazionali, cioè l'inchiesta sul ponte sullo Stretto. Volevano corrompere altri 2 giudici, questo leggiamo. L'inchiesta è nella fase iniziale, sequestrati telefonini, computer e documenti, con l'immagine appunto del ponte sullo Stretto, del rendering ovviamente del ponte sullo Stretto, perché appunto i lavori non sono, come sapete, mai incominciati. Ma intanto di questa notizia se ne parla molto, come vi dicevo, anche sui quotidiani nazionali. Qui ad esempio siamo su una pagina interna della Corriere della Sera, con la notizia appunto del ponte, con i PM che cercano nei telefonini gli agganci con altri magistrati. L'indagine per corruzione, l'opposizione, fermare il progetto, con Ciucci che parla di una società estranea, Ciucci ovviamente della Stretto di Messina SPA, estranea ovviamente la Stretto di Messina, secondo Ciucci, a tutto quello che sta succedendo in questa inchiesta. La Lega che intanto non arretra, l'opera è prioritaria, a settembre l'ok per il via ai cantieri entro la fine dell'anno. Questo leggiamo sul Corriere della Sera, chiaramente, per cui è un muro contro muro, perché da una parte le opposizioni frenano, perché dicono che l'opera si deve fermare, d'altronde le opposizioni non erano mai state favorevoli alla realizzazione del ponte sullo Stretto. Dall'altra invece c'è una parte della maggioranza, quella più vicina chiaramente al ministro Salvini, che invece va avanti e che dice entro l'anno possono partire i lavori. Fra parentesi, sono tutte cose che abbiamo già sentito negli anni scorsi. Vedremo come andrà a finire, però resta il fatto che appunto anche i quotidiani nazionali se ne occupano su larga scala, come in questo caso siamo su Domani. Qui siamo sulla pagina di apertura del quotidiano, che decide in taglio basso di inserire questa notizia. Con lo scandalo ponte, così l'indagato fu chiamato dal CSM, per cui una notizia che chiaramente riguarda la nostra regione e la Calabria, ma in generale tutta l'Italia, che comunque resta e diventa fondamentale anche sulle pagine dei quotidiani nazionali. Sui quotidiani regionali troviamo anche invece la protesta della Coldiretti. Anche in questo caso abbiamo sentito attraverso i nostri servizi con le proteste per il costo troppo basso di alcuni prodotti principali della nostra terra, l'olio per esempio o il grano. Della nostra terra intesa non solo come la regione, come la Sicilia, ma in generale come tutta Italia. La protesta siciliana e calabrese, ripresa ad esempio sulla Sicilia, quello che abbiamo sentito nel pezzo del nostro telegiornale: stop alle speculazioni,
19 centesimi al chilo sono un'elemosina per quanto riguarda il grano. La protesta a Palermo, lo slogan e le bandiere gialle, il corteo di circa 8.000 agricoltori della Coldiretti arrivati da tutta la Sicilia e dalla Calabria. Questo tema è avvertito molto anche sul titolo che troviamo del giornale di oggi in edicola, che oltre a riferirsi alle parole di Meloni sulla patrimoniale va a trattare proprio anche la protesta di Coldiretti. Guardate questo titolo con appunto le parole di Meloni che vengono ripetute ancora, le abbiamo già sentite nel corso della rassegna stampa nazionale, ma qui c'è scritto appunto giù le mani da grano e olio italiani con la protesta di Coldiretti. Vi facciamo vedere invece adesso, oltre la prima pagina della Sicilia, che apre con quello che è successo a Belfast, la caccia agli immigrati, l'incubo razzismo in Europa, la polizia che mobilita rinforzi e teme un'escalation. E poi il tema di Parmitano nello spazio, stiamo parlando ovviamente di una bandiera della Sicilia sotto tutti gli aspetti. A proposito di bandiere, ne sventolano 48 al mondiale degli Stati Uniti e del Messico e Canada in apertura oggi, ma non c'è quella italiana, esordio nel mitico Azteca appunto con la partita fra Messico e Sudafrica. Mentre invece per quanto riguarda le altre prime pagine vi faccio vedere questa del Quotidiano di Sicilia, perché ci sono due temi molto interessanti che vogliamo condividere con voi. Questo del turismo, 43esima la Sicilia tra le regioni europee, per la top 10 occorre triplicare le presenze. Nel 2024 i pernottamenti nell'isola sono stati 17,3 milioni contro le Canarie che sono prime e hanno 100 milioni di visitatori. Ma c'è anche quest'altra notizia, il no a un risorgimento divenuto catechismo. Lorenzo Del Boca spiega come i Savoia, stiamo parlando ovviamente dei tempi passati, però seppero intortare il meridione e rovinare anche il nord. Di questa notizia troviamo anche, ovviamente viene riportata sulle pagine interne del quotidiano. Lorenzo Del Boca ci spiega come i Savoia seppero intortare il meridione e rovinare appunto anche il nord, un revisionismo nato dalla domanda di un bambino sulla cosiddetta impresa dei 1000. Papà, ma ne sei sicuro? Si parla di un modello centralistico che ha condotto l'Italia al sistema delle tangenti, ai Volta Gabbana, alla dittatura della burocrazia. In questo pezzo, intervista di Giuseppe Lazzaro Danzuso appunto all'interno del quotidiano di Sicilia, in questo caso quotidiano d'Italia, come abbiamo visto. Cambiamo decisamente argomento, andiamo invece sulle questioni sportive, partendo dalle questioni di casa nostra, cioè il Catania e il Palermo, il calcio delle due big della nostra regione. Andiamo sulla Sicilia per il Catania, più giovani, più corsa, una lista del tecnico Caserta. A fine settimana, dice il quotidiano, dovrebbe arrivare l'ufficializzazione dell'allenatore, ci sono già parecchi giocatori che non faranno parte dei piani. Intanto le date del campionato, con il primo turno che si gioca il 23 di agosto e con il Crotone che parte con un pesante -6 in classifica per quanto riguarda la squadra calabrese. La situazione invece in casa Palermo, con una intervista ad Amelia, grande ex portiere dei rosanero, che parla di Inzaghi come di una scelta giusta. La continuità è importante, ma la prossima B sarà dura, anche perché come il Catania ha, fra virgolette, l'obbligo dopo alcuni anni di tentare definitivamente l'impresa della scalata in Serie B, stesso discorso si può fare per il Palermo per la scalata in Serie A, visto anche la forza della società che ha alle spalle. Andiamo invece adesso a vedere
quella che è la situazione per il calcio internazionale. Come detto, ne abbiamo già parlato, con tutte le polemiche di sorta, dell'avvio dei campionati del mondo in Messico, negli Stati Uniti e in Canada, con tantissime nazioni presenti, ma la verità vera la dà la Gazzetta dello Sport, che è poi una verità che sappiamo tutti. C'è tutto il mondo, meno noi. Alle 21 via al maxi mondiale americano nel mitico Azteca. Chi ha visto quella partita o chi ne ha sentito parlare ricorderà di sicuro, è lo stesso stadio dove si è giocata Italia e Germania 4-3 dei mondiali del 70. Apre Messico-Sudafrica, Messi difende la coppa, batterci sarà dura, ma ci sono Yamal per quanto riguarda la Spagna, Mbappé per la Francia e il nostro Carletto, vale a dire Ancelotti, che è l'allenatore del Brasile. Dobbiamo limitarci a questo, tentare di fare il tifo per gli italiani quei pochi italiani presenti a questa manifestazione. Sarà l'ultimo mondiale con questi due grandissimi protagonisti del calcio degli ultimi 20 anni, cioè Messi e Ronaldo. Il Corriere dello Sport titola così: The Last Dance, Francia e Argentina al top, l'algoritmo dice Spagna, ma appunto l'edizione numero 23 è anche l'ultima per questi due grandi miti. Con lo sport si conclude la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.